Buongiorno Italia, buongiorno un caso. È strapieno di gente stamattina al parco, è una cosa incredibile. In più lì, un tu sta costruendo una palazzina davanti alla mia casa. E lì c'è la mia casa, guarda che bella che è la mia casa, senza palazzine. Guarda che bello luccicante che è il CP. Vero CP? Sei bello luccicante. Andiamo a collaudare le mie scarpe da vecchio. Come sono le scarpe da vecchio? Le scarpe da vecchio sono quelle col peluche dentro? Anche. Buongiorno Gallinella. Buongiorno. Anche in questo contesto mi sento come quegli antichi nobili, no? Che concedevano alla plebe il passaggio nei loro sfarzosi giardini. Tipo in questo caso, no? Io consento che la gente passi con i loro cani in questo tratto del mio giardino, no? Il CP un po' meno, il CP no, non è molto d'accordo di questa cosa. Ma guarda che strana questa cosa, mai notata. Allora, questa sembrava una comunissima pianta di bambù con la poetica rugiada. Ma hai mai visto queste specie di ghiande nella pianta di bambù? Io no. Queste robe strane di prima mattina così. No, è prima mattina. Ah, singano oltre alle scarpe nuove anche giubbottino. Giubbottino. No, giubbottino è in test. Tutta roba presa su Amazon per provare. Qualora non dovesse andare bene, ossia che non tiene caldo, perché lo descrivono come ultra resistente al freddo, alla neve e tutto quanto, glielo rimando indietro. Idem le scarpe. Le scarpe invece no, vedi. Ultimamente, anche se farei riferimento alle grandi marche tipo le Adidas, le Nike, eccetera, un paio di scarpe veramente non mi durano più neanche 2 anni. Ho visto, indipendentemente dalla fascia di prezzo, no? Che siano da 30 euro o da 100 euro, cambia niente. E quindi ho detto, cazzo, ma le scarpe, come ho già detto in un vecchio video, sono diventate una sorta di tassa, no? Cioè non è più un bene materiale, è una tassa, una cosa a tempo, a noleggio. E quindi niente, gliele prendiamo su Amazon e quando partono basta, gli si fa il reso. Ragazzi, io non posso mantenere tutte le merdate che producono, perché una volta, quando ero più piccolo, che giocavo a basket, andavo in skate, cioè facevano cose molto scarpe distruttive, veramente mi duravano anni e anni. Venivano comprate un tot di taglie più grandi, perché giustamente erano delle Nike che costavano, e dopo venivano cambiate solo e esclusivamente per un discorso di taglia, perché il piede proprio cresceva. E adesso no, adesso si cambia le scarpe come le teenager cambiano i morosi. No, ste robe. Però Singano, secondo me, è un po' esagerato il fatto che tu abbia messo la maglia lunga, la felpa e il giubbotto invernale. No, anche no, si sta bene. Appunti camperisti. Questa notte ho trovato tanta umidità, tanta condensa nel vetro davanti, no? Effettivamente era anche stonfo l'oblò sopra, no? C'è proprio molta umidità. Cosa si fa in questi casi? Esatto, sì, oscurante esterno. Tu metti l'oscurante esterno e oltre ai 1000 problemi di caldo e di freddo risolvi anche i problemi di condensa. Quindi vedi l'oscurante esterno che Singano ti martella di continuo, è un salvavita per tante cose. Cosa c'è? Qualcuno ha osato fare la pipì nel tuo cammino? Aia. Beh, le scarpe sono piacevolissime, leggermente larghe, come giustamente c'è scritto nei commenti, però comode circa come una scarpa da ginnastica, e caglie asciutte che a metà fa basta, perché dentro c'hanno tutto il pelo, no? Bellissimo. Cipi. C'è tutta la panchina stonfa, proprio il paese dei reumatismi, quello da non impallire. Porco cane. Cioè, secondo i miei calcoli, praticamente tutto dovrebbe essere coperto di funghi, muschi e licheni. Invece inspiegabilmente no. Probabilmente mettono una specie di serbante, qualcosa, perché non è possibile che con sto umido non ci sia tutta quella flora. Te vorresti andare a vantarti il Bau, ma non si può. Hai visto la toppa locale con Rottweiler? Che corre? Vorresti vantargli le caviglie a tutti e due? Ma no, CP, lascia vivere, mamma mia. Andiamo. Andiamo lì. Ciao amico. Ciao. Ti salta addosso, mai va? È felice di vederci noi. Lei Ciao Cipai. Ciao.
presento il mio nuovo elettrodomestico. Sì, esatto, l'asciugatrice da camper. Cioè, altro che lavatrice e lavastoviglie. L'asciugatrice! Non hai mai visto un camper con l'asciugatrice? Come cacchio fanno ad arrivarci i peli del cane lì davanti al cruscotto? Questa veramente devo ancora capirla. Mi avrà il gatto che attraversa? Vedi? Il gatto là. Hai visto che sfacciato? Quel gatto sfacciatissimo. Quel brutto gatto. Mamma mia, questi gatti. Quel gatto che ha osato anche saltare. Eccolo!